Agrigento, a Casa San Filippo, sede dell'ente Parco Valle dei Templi, si è svolto il 7° concorso regionale Morgantinon sugli oli d'oliva extravergini siciliani, organizzato dall'ESA, l'ente di sviluppo agricolo. Al concorso hanno partecipato oltre 70 aziende produttrici di olio d'oliva extravergine che hanno inviato 90 campioni di differenti tipi di olio. L'iniziativa rappresenta una preziosa occasione per la valorizzazione qualitativa dell'olio d'oliva extravergine siciliano. Al concorso, promosso dall'ESA, hanno collaborato la Camera di Commercio di Enna e il Comune di Aidone. È importantissimo recuperare l'iniziativa del concorso che per qualche anno è stata interrotta solo per una questione legata ai trasferimenti della Regione, e quindi ben lieti di avviare e di riprendere questo concorso che è davvero, probabilmente per la Regione siciliana, è uno dei test più importanti che si possono realizzare. Non posso aggiungere nulla di nuovo sulle cultivar e sull'importanza dell'olio d'oliva nella dieta mediterranea, che appare estremamente fondamentale ed è elemento basilare della dieta mediterranea, ormai consolidata come la migliore dieta alimentare del mondo. E opportunità per l'ESA e per il campo sperimentale Campo Carboi, dove esiste un patrimonio che ci apprestiamo a recensire una seconda volta, è proprio quello delle cultivar siciliane. Quindi rilanciare in generale l'uso e lo sviluppo anche agroindustriale dell'olio d'oliva, nella considerazione anche delle differenti realtà delle diverse cultivar che sono legate al territorio. Questo è il messaggio che mi sembra alla fine quello più significativo. Quante le aziende partecipanti a questo concorso? Sono 90, è un dato che è costantemente in ascesa rispetto alle altre edizioni. L'obiettivo, fatti salvi i fatti legislativi che ci riguarderanno, è quello di ampliare la platea e di nazionalizzare e internazionalizzare l'iniziativa. Le varietà degli oli sono le più diffuse in Sicilia, soprattutto quelli che richiamano un profumo e un sentore legato al territorio. Partiamo dalla Tondeblea dell'area del Ragusano e del Catanese, alla Nocellara del Belice, la Biancolilla, la Cerasuola, la Nocellare messinese. Sono cultivar che fanno di questo territorio un'eccellenza di biodiversità che, grazie anche a questo sapore particolare, si impongono nelle maggiori rassegne nazionali ed internazionali. D'altronde la Sicilia è una terra che sul piano nazionale, sul piano europeo, richiama la fruizione dei turisti, perché sono appassionati non solo dal gusto del prodotto, ma dal legame anche storico e culturale della nostra terra. Il Morgantina è un premio peraltro che non può essere riferito soltanto ad un territorio particellizzato e soltanto alla qualità del prodotto, ma noi lo vogliamo rilanciare sul piano nazionale ed internazionale affinché sia un binomio inscindibile tra qualità del prodotto e grande patrimonio storico e culturale della Sicilia. Questo è un ente straordinario, un ente antico che ha dato moltissimo alla Sicilia e che oggi è veramente probabilmente poco conosciuto e molto sottovalutato. Consideri che oggi firmeremo una convenzione affinché siano i nostri dipendenti della meccanizzazione agricola a manutendere il parco della Valle dei Templi, che è patrimonio dell'umanità. Parafrasando potremmo dire che oggi diamo un contributo a questo patrimonio dell'umanità. Consideriamo che è grazie all'ESA che dalla settimana prossima il parco archeologico della Sicilia orientale, dell'area di Catania, verrà manutenuto ed aperto grazie ai dipendenti dell'ESA. È grazie all'ESA che oggi stiamo sperimentando il guaiule, una nuova pianta che potrebbe portare, una pianta che genera gomma, che potrebbe portare sulle macchine di ogni cittadino del mondo un nuovo pneumatico, e lo stiamo facendo con l'ente nazionale degli idrocarburi. Voglio dire, sono tantissime le iniziative che questo ente ha in cantiere e
formato da gente valorosa che ancora oggi, nonostante gli acciacchi del tempo e della regione siciliana, continua la mattina a dare la possibilità a diversi comuni della Sicilia di poter svolgere il proprio lavoro, perché l'ESA crea e genera assistenza ogni giorno ai comuni della regione siciliana. Onestamente credo che abbia, piuttosto che immaginarne la soppressione, bisognerebbe immaginarne la valorizzazione.